La piccola Venezia, Chioggia, il mercato e la sua pescheria. Oggi vi porterò a visitare un comune in Veneto che dista 50 km da Venezia, ha circa 50.000 abitanti, il cui centro storico sorge all'estremità meridionale della laguna, su di un gruppo di isolette divise da canali e collegate tra loro tra ponti. Vi ricorda qualcosa? A differenza di Venezia, la gran parte dell'area è percorribile da automobili e mezzi pubblici. Anche Chioggia è colpita dall'acqua alta, anche se non fa tanta notizia. Anche lei ha un sistema di posa di passerelle come avviene a Venezia e il fenomeno è fronteggiato da un baby mose costruito da paratie mobili situate nei canali di accesso alla città per impedirne l'inondazione. Il canale principale che attraversa Chioggia è il Canal Vena, attraversato da 9 ponti. Io ho visitato Chioggia il giovedì, che è giorno di mercato, e in più vi consiglio vivamente di andare in pescheria, in cui c'è del pesce freschissimo e soprattutto economico. Una curiosità, Chioggia rappresenta un caso quasi unico in Italia. L'elevatissimo tasso di omonimia tra due principali cognomi, Boscolo e Chiozzo, ha portato nel registro dell'anagrafe l'ufficializzazione dei detti, soprannomi popolari utilizzati per distinguere i vari rami della stessa famiglia: Pecchie, Bae, Cagarella, Succa, Mela, Sale, Cucchi e molti altri. Buona visione! Ho un canale YouTube. Canale YouTube,
Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, condividete e vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più. Vi ringrazio.